Gentile artista, le scriviamo per informarla che in occasione del compleanno di Venezia, fondata ben 1600 anni fa, abbiamo pensato di insignirla del prestigioso Premio Arte Venezia. Avremmo voluto celebrare assieme a lei il nostro grande legame speciale con la città lagunare, ma a causa delle misure anti-Covid ciò non è stato possibile. Avendo stima per lei e per la sua arte, volevamo comunque donarle un gesto che possa essere fonte di gioia e serenità in questo momento complicato e siamo pertanto lieti, con la presente, di omaggiarla di tale premio, a riconoscimento del suo talento, della sua abilità e della sua sensibilità artistica. Io sono contento e felice di aver ricevuto questo premio della città di Venezia nella ricorrenza dei 1600 anni della città, più storica e più sentita e piena d'arte. È una città che viene riconosciuta in tutto il mondo. È per questo che io mi sento orgoglioso di aver ricevuto questo premio e sarà appunto dato appena finita questa pandemia e ci sarà anche la presenza del professor Vittorio Sgarbi alla consegna dell'opera in piazza San Marco. Gradirei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me in questi 60 anni di attività artistica e anche perché mi trovo pieno e indaffarato di lavoro in seguito appunto a tutte le commesse fatte dal Vaticano e da anche altri enti, regioni e comuni. Ho appena ultimato in questi giorni il monumento alto 2 metri di Papa Giovanni Paolo I, conosciuto meglio come Papa Luciani, e verrà collocato a questo gruppo perché è la figura di Papa Luciani con una bambina alta 1,5 metri che gli dona un mazzo di fiori di montagna. Quest'opera, questo gruppo verrà collocato davanti alla casa di Papa Luciani a Canale d'Agordo. Il Comune ha voluto quella collocazione per ricordare le radici di Papa Luciani e quindi io sono orgoglioso anche di questo fatto di aver costruito, modellato, pensato questo monumento, questa bambina che dona un mazzo di fiori a Papa Luciani, in fiori di montagna poi, che richiama il suo stato d'animo buono, il suo sorriso e anche la sua terra, perché viene collocato proprio nella casa dove è nato. Poi ho altri 5-6 monumenti sparsi nel mondo, in Canada, in Brasile, ad Istanbul, che aspettano, e anche qui a San Fior, ad esempio davanti alla piazza che verrà dedicata a Guglielmo Marconi. Ho fatto una scultura che ho qui con il ritratto di Guglielmo Marconi, che è stato il fondatore della radio, è stato il precursore di tutti gli eventi che poi si sono susseguiti dalla fotografia, dalla radio, dalla televisione. Ecco, è stato proprio fondatore e sono contento che vada proprio davanti al municipio di San Fior, qui a Treviso. E poi, per ultimo, un altro monumento verrà collocato nella piazza di Farra di Soligo, davanti alla chiesa, proprio in piazza. La statua di Papa Luciani, siccome è stato lui a benedire l'oratorio dedicato a Papa Luciani e quindi per ricordare meglio la figura è giusto ricordarlo perché ha benedetto e consacrato un missionario che, se non sbaglio, è un Don De Rosso, che è andato missionario nelle Afriche e quindi c'è questo connubio su Papa Luciani che mi piace ricordarlo.